Buonasera a tutti, bentornati nei nostri studi, nuova sigla e tanti temi da affrontare, la prima puntata di quest'anno del Direttamente Su e apriamo parlando delle recenti elezioni politiche e lo facciamo con degli ospiti d'eccezione. Abbiamo invitato i deputati eletti del nostro territorio che rappresentano insomma la nostra zona. Abbiamo fatto proprio questa scelta per cercare di capire anche quali sono i temi importanti proprio del Tigullio e del Levante in generale che potranno essere affrontati in qualche modo a Roma. E allora li saluto, li presento, siamo con Roberto Traversi, deputato Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera. Valentina Ghio, eletta, deputata per il Partito Democratico, buonasera. Buonasera. Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia. E Luca Pastorino, deputato eletto in questo momento per il centrosinistra da indipendente. Naturalmente poi ne parleremo della situazione anche dei singoli partiti. C'è un timing per la formazione del governo, ma una data è certa, quella del 13 ottobre con la prima riunione delle Camere, quindi possiamo dire anche il primo giorno di scuola, se vogliamo, per tutti i politici eletti e anche per voi quattro naturalmente che siete qui, con alcune anche incognite, lo stiamo vedendo in questi giorni con il riconteggio di alcuni voti, in particolar modo la questione dei resti sta provocando alcune situazioni difficili e proprio in questi giorni c'è stata appunto la questione del ricorso sul seggio che riguarda proprio il Partito Democratico e quindi in questo caso proprio il seggio di Valentina Ghio. Allora le posso chiedere semplicemente in questa situazione come sta vivendo questa piccola problematica. Ma è difficile entrare nel merito proprio perché ci sono degli elementi di cui non abbiamo ancora cognizione. Dai calcoli che sono stati fatti il secondo seggio dovrebbe essere comunque attribuito al Partito Democratico e anche attualmente i dati del Viminale dicono questo, però seguiremo l'evoluzione del percorso. Certo, c'è un ricorso di Azione Italia Viva, vedremo appunto come andrà. Vedo collegato da Genova Mario Salisci, sociologo, che saluto, buonasera. Buonasera Mauri, buonasera Mario. Chiediamo subito e partiamo subito con un'analisi del voto perché abbiamo visto alcuni dati particolari, uno preoccupante che è quello dell'astensionismo con una percentuale molto alta, naturalmente di questo se ne discute anche qui sul nostro territorio perché è una mission, possiamo dire, della politica anche per il futuro e per i prossimi mesi. Ecco, allora Mario ti posso chiedere qual è il tuo punto di vista proprio su questa situazione? Intanto l'astensionismo è un segno di disagio e di disaffezione da parte degli elettori rispetto alla politica in generale. Ma c'è da dire un'altra cosa, che l'astensionismo ha risvolti diversi, cioè al sud abbiamo avuto dei tassi spaventosamente alti, al nord un po' meno, e questo peraltro ha avvantaggiato alcune forze piuttosto che altre. In realtà quello che credo occorra fare è ritornare ad almeno quantomeno ad una legge elettorale che consente ai cittadini di avere un contatto più diretto con i propri eletti, con i propri candidati quantomeno. Quindi qua c'è da lavorare moltissimo secondo me. Come si è arrivati a questa composizione politica del nostro Paese? Ma allora, abbiamo tutti saputo e conosciuto le vicende delle alleanze saltate, in particolare nel campo del centrosinistra, tra i 5 Stelle e il PD prima e poi tra il PD e Calenda in una fase successiva. Dall'altra parte è rimasta una coerenza quantomeno di divisione della società che ha portato poi il blocco del centrodestra a vincere e a stravincere, in particolare negli uninominali, e insomma ha dato un grande vantaggio questo. C'è da dire di nuovo che c'è un problema io lo chiamo noi bruciamo i leader, cioè anche questa vittoria del centrodestra andrà messa alla prova non tanto per quanto riguarda il programma di tipo politico quanto per quanto riguarderà la tenuta di quella coalizione. Noi viviamo in un sistema politico estremamente fragile e questo è un danno per tutti, al di là poi di chi vinca o meno le elezioni. Come si sta muovendo, possiamo dire, la pancia delle persone di fronte anche a una situazione attuale molto complessa? Ma guarda, le persone sono molto arrabbiate e sono arrabbiate non tanto con i politici quanto con il fatto che
pare che la classe politica o comunque la politica in generale non abbia delle reali soluzioni che sembrerebbero gestite su altri livelli, e parliamo dei grandi poteri finanziari, anche dei grandi asset internazionali. Ecco, su questo occorrerà di nuovo fare una riflessione molto molto puntuale. Bisogna stare molto molto attenti, perché il periodo che stiamo vivendo è un periodo di transizione, e le transizioni vanno gestite, cioè o noi saremo in grado di gestire questo cambiamento, che sarà radicale sotto tanti punti di vista, con probabilmente un peggioramento della qualità della vita da parte di moltissime persone, oso dire di tutta la classe media quantomeno, oppure questo tipo di cambiamento rischierà di avere dei risvolti anche non piacevoli. Io spero che i nostri deputati, che sono tutte persone responsabili, abbiano contezza di quello che andremo a vivere e di quello che ci sarà da gestire in futuro. Bene, grazie a Mario Salisci, buon lavoro. Grazie Maurizio, naturalmente saluto tutti i deputati. Grazie perché ci ha dato il là per affrontare alcune tematiche nel corso di questa trasmissione, partendo proprio appunto dal sentore che ha la gente della politica oggi e anche della situazione attuale che va affrontata. Facciamo però prima un giro veloce così di sensazioni ed emozioni, ecco, che state provando, che avete provato. Per alcuni si tratta naturalmente di una riconferma, per altri di una novità, con alcune battaglie anche difficili. Cominciamo proprio dall'onorevole Traversi. Allora, com'è stata questa campagna elettorale, questo risultato come la trova? Sì, la campagna elettorale è stata particolare perché è arrivata velocissimamente, insomma, nessuno se l'aspettava, tutto sommato ci poteva essere un tentativo ancora di portare la legislatura alla fine, invece è caduta proprio nei mesi estivi, quindi ci sono state diverse complicazioni, dal fare le liste a fare una campagna in pieno agosto, quindi è stato molto difficile. Le sensazioni ovviamente sono, dal punto di vista personale e anche del Movimento 5 Stelle, sono buone, perché francamente, insomma, da parte mia una riconferma può essere anche considerata un premio, sia a livello di partito che a livello anche di cittadini che hanno compreso ancora tutto sommato la nostra politica. Questa volta all'opposizione, quindi un'esperienza sicuramente diversa. Assolutamente. Partendo da quanto sentivamo prima, la responsabilità queste persone in questa sala sicuramente la offriranno, il movimento l'ha offerta nei 5 anni più drammatici forse della storia d'Italia, e non è ancora finita, quindi responsabilità sicuramente, ma ovviamente bisogna prima di tutto osservare cosa succede nelle case, perché l'assalto appunto anche alla classe media sarà importante, abbiamo problemi pazzeschi anche a livello energetico, quindi il momento è difficile, e dividersi in opposizione e maggioranza sarà molto molto complicato, perché prima di tutto bisognerà pensare bene al paese, quindi ci aspetta una prova anche a noi della minoranza molto importante. Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante, segretaria regionale del Partito Democratico, un Partito Democratico che non ha brillato nei risultati di questa tornata. Lei però appunto è riuscita ad ottenere questo seggio, al di là di quello che abbiamo detto naturalmente all'inizio, quindi come vede questa sua nuova esperienza e anche come strada futura proprio del gruppo? L'esperienza la vedo naturalmente con una grande responsabilità e anche un onore, poi a differenza dei miei colleghi presenti sono un po' la neofita del percorso, quindi sicuramente con tanti elementi da imparare. Devo dire che questa è stata una campagna elettorale, come diceva Traversi, molto breve ma anche molto intensa, che ci ha consentito di essere capillarmente fra le persone, elemento che non deve accadere soltanto in campagna elettorale. L'esperienza di chi fa l'amministratore pubblico, di chi fa il sindaco, ne dà proprio la dimensione di quanto sia importante riuscire a sentire sempre il polso delle persone per riuscire ad intercettare i bisogni, e anche in un momento così complesso e difficile come questo e come quello che ci aspetta, mettere in campo soluzioni che dimostrino alle persone, mi riallaccio a quello che diceva il sociologo prima, che riusciamo a cambiare in meglio la loro vita, a migliorare la loro vita. Il Partito Democratico sicuramente ha subito una sconfitta importante a livello nazionale, infatti è partito subito un percorso di discussione, di riflessione. Con la Liguria devo dire che ci sono stati alcuni risultati di tenuta che ci fanno dire che bisogna
modificare, cambiare, rielaborare, ma anche partire da alcuni aspetti che sono andati meglio rispetto ad altre regioni. Adesso poi ne parliamo naturalmente anche dei vari gruppi politici. Roberto Bagnasco, qual è una riconferma, qual è un po' il suo sogno da portare in Parlamento in questo periodo così complicato? Il mio sogno da portare in Parlamento evidentemente è che l'Italia possa riprendersi, anche se la situazione mondiale, europea è sicuramente difficile. Bisogna partire col massimo delle buone intenzioni, il nuovo governo si sta cominciando a delineare. Io sono ovviamente ottimista perché l'ottimismo è importante anche quando si fa qualche cosa, ma anche realista, e so le difficoltà che ci saranno. Sono difficoltà importanti che del resto sono facilmente comprensibili anche dalla gente comune. Questa mattina sono andato a fare colazione e sentivo già due persone, un uomo e una donna, che si lamentavano pesantemente, giustamente direi, delle bollette che sono veramente in questo momento insostenibili. Per molte categorie di persone diventano insostenibili. Io credo che il governo dovrà cominciare da queste, ma queste è solamente l'iceberg, la punta dell'iceberg, c'è ben di più e molto di più. Noi siamo intenzionati a lavorare bene, mi auguro evidentemente che si possa trovare anche dalle opposizioni un riscontro, almeno su alcuni temi fondamentali, me lo auguro. Io penso che sia necessario, ma assolutamente necessario, che la maggioranza si assuma tutte le sue responsabilità, e questo mi auguro che possa essere fatto. Luca Pastorino, un testa a testa, ha vinto il fotofinish, possiamo dire, con Sandro Biasotti in un collegio anche molto piccolino, ma parlavamo prima anche della vicinanza al territorio, in questo caso forse è stata l'arma vincente. Come giudica insomma questo voto? Intanto sono molto soddisfatto. Perché il collegio era piccolino dal punto di vista della dimensione territoriale, ma aveva tanti abitanti quanto gli altri, quindi la complessità della competizione era legata all'impossibilità oggettiva di andare a toccare tutti i 380.000 abitanti. Noi abbiamo cercato di farlo in collaborazione con il Partito Democratico, facendo proprio una campagna elettorale più porta a porta possibile, fisicamente alle porte, molto telefonicamente, e quindi insomma è stato un photo finish davvero per certi aspetti, è stata una nottata faticosa, ecco, per essere chiari. Sì, un susseguirsi di emozioni, però insomma direi che ha premiato dal mio punto di vista anche l'aspetto di appartenenza territoriale, quello sì, diciamo che questa è una caratteristica, come diceva Valentina, di chi fa il sindaco, no? di sempre avere bene o male la presunzione di avere il polso dei bisogni, delle necessità, no? In queste cose qua non ci si improvvisa, dico sempre io, quindi la campagna elettorale è vero che è stata molto corta, ma se tu cominci a fare delle cose che non hai mai fatto non vieni percepito, diciamo, come interlocutore valido. Se tu invece nella tua vita hai sempre dato continuità alle cose che hai fatto, credendoci, credendo nel tuo ruolo, io credo molto nel mio ruolo da sindaco e anche di parlamentare del territorio, insomma, allora questo è stato anche un premio a un lavoro svolto. Devo dire che, tornando al discorso del Partito Democratico, comunque il Partito Democratico a Genova ha acquisito 27.000 voti in più rispetto alla tornata elettorale delle comunali, quindi questo è un buon segnale dal quale ripartire. Ha intenzione in futuro di rientrare nel Partito Democratico? La faccio subito così poi ci togliamo il pensiero, lo so che non gliel'ha fatta nessuno, magari in questi giorni ha cambiato idea. No, io ho detto che adesso il 13 mi iscriverò nel gruppo del Partito Democratico come indipendente, e dopodiché diciamo, mi piacerebbe continuare il lavoro fatto in questo mese e mezzo sul territorio e per il territorio. È chiaro che la prospettiva è tutta politica, nel senso che il Partito Democratico avrà un congresso, mi piacerebbe pensare ad un congresso di ricostruzione del partito, un traguardo. L'ha detto tutti, oggi ci sono questioni grandi come una casa, ovvero la questione sociale, che non è solo le bollette, ma parte dalle bollette per arrivare a tanti aspetti, la riconversione ecologica dell'economia. Se il perimetro di discussione è questo qua e lo si fa con convinzione e forza, io mi troverei perfettamente a mio agio, diciamo.
Allora, chiedo alla regia di mandare un contributo, perché tra gli eletti ci sono anche 2 assessori regionali, Gianni Berrino e Ilaria Cavo. Partirei proprio da Gianni Berrino perché rappresenta proprio il partito che ha vinto le elezioni, Fratelli d'Italia. Abbiamo chiesto anche lui quindi quali sono state un po' le emozioni di questa tornata e i temi che porterà appunto a Roma. Allora sentiamo Berrino, poi ci ritroviamo in studio. Correre in aiuto alle imprese e realizzare le infrastrutture che l'Italia attende da anni sono i cavalli di battaglia di Gianni Berrino, eletto con Fratelli d'Italia al Senato, 7 anni assessore in Regione. In primis, dice, porterò a Roma le esigenze della Liguria. Penso al Terzo Valico e penso al nodo ferroviario di Genova, altre che stanno per partire o dovrebbero partire come il raddoppio a Ponente, ma anche altre opere che sono importanti come la Pontremolese, come la Gronda di Genova, come il compimento del Colle di Tenda che ancora è in esistenza sebbene nell'estremo ponente, come la costruzione di parti di Aurelia Bis in modo da dare una viabilità alternativa all'autostrada della via Aurelia, che sono le uniche strade che esistono al momento nella nostra Liguria. Subito dopo, ma non per importanza, ma perché anche dalle infrastrutture dipende la risoluzione di molte problematiche commerciali e economiche e lavoro, che naturalmente non è meno importante delle infrastrutture, ma con più infrastrutture potrebbe esserci molta più occupazione anche in Liguria. Nelle commissioni o altrove, prosegue Berrino, il mio desiderio è di impegnarmi sui temi che conosco bene, lavoro, turismo e trasporti. Mi piacerebbe molto adesso alle prime riunioni di maggioranza, di partito e alle prime sedute del Parlamento cercherò di capire come e dove poter andare a lavorare. Poi naturalmente il lavoro di un senatore non si ferma alla commissione, quindi i temi che interessano la Liguria saranno sempre nel mio lavoro quotidiano, però è chiaro che se posso specificatamente dedicarmi ad una materia in particolare ne sarei contento. Fratelli d'Italia, spiega l'assessore, ha vinto perché il suo carattere principale è stata la coerenza. C'è chi ha paura di noi, è la paura di chi non governa più, chiosa, di chi ha elaborato un progetto d'Italia che non ha convinto. E infine Berrino rassicura. Nessuna paura, perché nessuno di noi vuole la democrazia, nessuno di noi vuole uscire dall'Europa, nessuno di noi vuole uscire dalla NATO, nessuno di noi vuole derive strane. Allora, rieccoci in studio. Avete sentito le parole di Berrino, in particolare quest'ultima parte, perché è anche questo, diciamo, un tema di attualità, lo vediamo ogni giorno sui giornali, le numerose preoccupazioni che arrivano un po' dalla stampa estera, un po' naturalmente anche dalla nostra. Chiedo soprattutto a chi farà minoranza, che preoccupazioni ci sono effettivamente, sono concrete per questo nuovo governo? Parto magari da lei, Ghio. Lo vedremo naturalmente all'opera, il governo, e l'auspicio è che ci siano dei miglioramenti per i problemi concreti delle persone, ma le preoccupazioni a mio avviso non sono tanto immediatamente di emergenza democratica, sono di il seguire alcune tendenze, in particolare tendenze di paesi europei che sono stati presi ad esempio in particolare dal partito che ha vinto più di tutti le elezioni, che è Fratelli d'Italia, che ad esempio come nel caso dell'Ungheria sono stati anche formalmente sanzionati dall'Unione Europea rispetto a violazioni della democrazia. Mi riferisco ai temi che riguardano i diritti, insomma, quindi su questo mi auguro che non ci siano involuzioni e non si seguano appunto l'orientamento di questi paesi che sono stati presi ad esempio. La mia preoccupazione maggiore è più sul merito, ovvero che non vengano messi al centro i temi che riguardano soprattutto quella che in una parola potrei definire la questione sociale, ovvero le necessità, i bisogni delle persone che soprattutto sono più fragili rispetto all'incremento dei costi economici, rispetto al tema del precariato, che non vengano messi al centro come primo punto dell'agenda del governo. Su questo credo che ci debba essere la massima attenzione. Sì, parto dalla parola che ha usato, il premio che è arrivato a Fratelli d'Italia è stato quello della coerenza, cioè è molto semplice essere coerenti in opposizione, nel senso che si chiede, quando il governo stanzia 1 si chiede 4, quando il governo stanzia 4 si chiede 8, quindi questo è un esercizio formale che poi permette di uscire dal punto di vista anche delle narrazioni sempre precise e puliti, però poi la realtà delle cose purtroppo e ovviamente anche
la maggioranza adesso, chi l'ha già fatto ovviamente lo sa, si ci deve scontrare con una situazione intanto di cassa e una situazione anche di paese in estrema difficoltà. Quindi forse poi... Berrino intendeva nella formazione dell'ultimo governo, Fratelli d'Italia ha scelto proprio di rimanere fuori nella spartizione un po' dei ruoli, forse lo so, però è stata una scelta molto politica e funzionale forse ad accumulare consenso, quindi questo intendevo anche io, nel senso hanno fatto questo per poter continuare a predicare. Ora non sono più gli allenatori al bar che parlano di calcio, adesso verranno le difficoltà vere e quello sarà un grosso problema, quindi comunque abbiamo già visto nei primi giorni che insomma c'è già un miglioramento comunicativo, c'è già un approccio all'Europa molto più sobrio, insomma questa è la realtà. E quindi, sì, certo. Poi bisogna anche dare il tempo, come diceva Ghio, anche di lavorare. Quindi tecnicamente non mi spaventa, la parte che spaventa di più forse è quello che appunto Valentina ha presentato in modo molto chiaro. È un momento nel quale i conflitti bisogna limitarli sotto ogni aspetto, anche non solo sociali ma anche proprio sia comunicativi che mentali. È un momento che l'unità nazionale di nuovo è richiesta per non esasperare situazioni che sono già veramente critiche, quindi è quella la mia preoccupazione più grande. Un flash, Pastorino? No, io sono d'accordo, dopodiché se nella coalizione di governo non ci fosse Forza Italia sarei molto più preoccupato. Lo dico perché invece le paure democratiche e antidemocratiche ci sono tutte, nel momento in cui comunque al di là dei toni che adesso sono cambiati perché si è vinto eccetera eccetera, diciamo il rapporto con Orban c'è, il rapporto con Vox c'è, il rapporto con l'atlantismo di Meloni che non è con Biden ma è con Trump, no? Tutta questa una serie di cose che diciamo minano anche la posizione internazionale dell'Italia da quel punto di vista, dal punto di vista degli assetti attuali. In questo contenitore io mi auguro che si faccia presto il governo e mi auguro che le questioni più urgenti, come si diceva, vengano affrontate con tutta la trasversalità possibile, però in questo contenitore chi non c'entra nulla con e quindi il mio elemento di garanzia è appunto la parte più moderata di Forza Italia, che con quella tradizione lì c'entra proprio niente, quindi questa è una contraddizione che c'è dentro, ma è una contraddizione che ci può anche fare ben sperare dal punto di vista della tenuta di certe relazioni internazionali e del fatto di evitare derive che in campagna elettorale invece abbiamo visto sistematicamente. È stato un argomento di campagna elettorale che non andava usato perché interessa poco, forse la gente meno percepito, no? Torniamo al fatto che le persone si sentono sempre più lontane dalla politica e viceversa, perché magari più prese da temi quali il caro bollette, che è una questione che deve essere trattata come una pandemia, come dico sempre. Questo però è un tema che in campagna elettorale qualcuno ha tirato fuori, quindi io ringrazio Bagnasco di fare d'argine anche nel tiguglio di questa deriva qua. Passiamo un attimo a Bagnasco. Sicuramente siete nella coalizione, però con forse un risultato inferiore, con meno spazio di quanto avreste previsto forse. No, assolutamente no, purtroppo avevamo delle cattive sensazioni fino a qualche tempo fa, quindi alla fine, al di là di quello che qui è l'unica cosa su cui non sono d'accordo col mio Presidente, lui è sempre ottimista e lui era scontento del risultato, ce l'ha detto anche dopo le elezioni. Noi invece, dirigenti di base, diciamo così, avevamo la sensazione che potesse anche andare peggio perché c'era una deriva legittima, ci mancherebbe altro, nei confronti di Fratelli d'Italia che ha travolto tutto. Sostanzialmente il partito ha retto. Ha retto, i numeri sono quelli, siamo sulle stesse posizioni della Lega, abbiamo in alcune realtà posizioni anche molto forti, questo soprattutto evidentemente nel sud, ma anche nel nord abbiamo tenuto, in Liguria abbiamo guadagnato parecchie decine, cioè migliaia e migliaia di voti anche in Liguria, anche rispetto alle recenti comunali, poi alle regionali, quindi sicuramente siamo andati, direi, no, bene non si può dire, ma siamo soddisfatti. Io alla sera in quel senso avevo la serenità di chi evidentemente scampato pericolo, diciamo così. Però se da una parte se il PD si sta rinterrogando e anche la Lega, no? A quello che ha detto il mio amico e collega Pastorino, e volevo tranquillizzarlo in un certo senso. Noi siamo determinanti, l'abbiamo detto in campagna elettorale questo, con grande chiarezza, avevo fatto anche dei post in questo senso, politicamente e numericamente. Più importante direi politicamente, perché il fatto che siamo strettamente collegati al più importante partito europeo
indica che al di fuori di questa linea non si può, non si deve, ma soprattutto non si può andare. Quindi davamo una garanzia. L'altra, e la garanzia qual è? Quella dei numeri. Numericamente siamo anche determinanti. Noi approcciamo a questo governo col massimo della disponibilità. Il Presidente Meloni gode già fin da oggi della nostra totale fiducia e collaborazione. Totale fiducia e collaborazione. Però su alcuni temi, che sono i temi della collocazione internazionale, non esiste il problema, non ci sono discussioni. Eravamo d'accordo già precedentemente, i numeri ci hanno dato ragione e, se mi considero un po' di polemica con un partito che purtroppo non c'è qui oggi, ma lo faccio lo stesso perché è anche stato il nostro interlocutore più polemico durante la campagna elettorale, abbiamo smentito completamente quelle che erano le ipotesi di Calenda che pensava di essere il centro del paese. No, lui è un centrino, uno dei tanti centrini che in Italia hanno dato un risultato abbastanza negativo. Forza Italia invece è il centro della realtà che governa il paese, cioè del centrodestra. Ecco, però velocemente, da una parte appunto abbiamo detto il PD si sta interrogando sul suo futuro, la Lega abbiamo visto anche, si parla appunto di un congresso federale e così via. Anche Forza Italia al suo interno ha una discussione in corso su se riformare qualcosa, se rivedere. No, ma sicuramente c'era stata anche una fuoriuscita, no, di persone. Sì, abbiamo avuto una fuoriuscita che poi non si è rivelata sul piano numerico particolarmente importante, sul piano politico ancora meno, perché sono andate a finire in un gruppo che secondo me speranze ne ha ancora meno. Questo non toglie che da parte nostra dobbiamo cercare evidentemente in tutte le realtà di rivedere un pochino quelli che sono gli assetti interni, perché noi è un partito, il nostro, che non può accontentarsi di rappresentare l'8% degli italiani, siamo un grande partito popolare, quindi dobbiamo tornare ad esserlo. Su questo tema torno allora a Valentina Ghio. In questi giorni per esempio la Bindi sosteneva che il PD dovesse sciogliersi, addirittura rifondarsi, che il congresso è un accanimento terapeutico, c'è chi ha detto cambiamo addirittura il nome, anche Letta poi nelle ultime ore sembrava proprio d'accordo a dire sì, riuniamoci e vediamo cosa fare. Quanto insomma, è grave la situazione all'interno del gruppo, cioè che cosa ha perso in questi ultimi anni come contatto forse con la gente, con le problematiche? Credo che il Partito Democratico si mantenga la principale forza dell'arco del centro-sinistra, pertanto questo dato a mio avviso non va disperso, però va fortemente rilanciato, perché in questi anni sono stati cambiati una decina di segretari, nei 15 anni di vita sono stati persi numerosi voti, quindi il tema non va sottaciuto. Mi sembra che dopo i primi giorni dove l'elemento prevalente era una rincorsa ai nomi che a mio avviso non porta da nessuna parte, senza nulla togliere ai nomi che sono emersi, tutte persone valide, ma non porta da nessuna parte, l'orientamento prevalente sia quello di parlare proprio di un congresso rifondante, di un percorso anziché di un congresso, dove il congresso è uno dei passaggi. Questo vuol dire che senza reticenze noi dobbiamo interrogarci e confrontarci sul pensiero e sulla definizione dei temi fondanti per questo Paese, che sono quelli che conferiscono al Partito Democratico un'identità salda. Il tema del dire come la si pensa per un posizionamento tattico all'interno del partito credo che debba finire. Da tempo dico questo e penso questo, ora mi sembra che lo diciamo in tanti, mi auguro che sia proprio così. Noi abbiamo bisogno di affrontare un confronto ampio non solo al nostro interno, ma anche aperto fortemente, ad esempio, alle parti che già componevano la lista dei democratici e progressisti che in questa tornata elettorale è andata avanti, ma non solo, anche a quelle parti della società che sono per tanti anni hanno fatto parte di questa nostra esperienza politica e poi se ne sono distaccate per vari motivi. Noi dobbiamo trovare il modo, in queste settimane che abbiamo davanti, senza reticenze, ripeto, di interloquire con tutti questi soggetti, di avere una linea definita che conferisca al Partito Democratico un'identità. Dal mio punto di vista, l'identità generale è quella del partito che si fa carico della questione sociale e ambientale del nostro Paese.
Ma lei pensa che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, ci sia stato come uno scollegamento tra partito e problematiche reali della gente? Ed è per questo che forse... Penso in parte, nel senso che il Partito Democratico è comunque il partito che esprime il maggior numero di amministratori locali, che sono amministratori in linea di massima in varie parti d'Italia con una grande competenza e aderenza alla realtà. Ci sono tanti sindaci che hanno un grande riconoscimento, che hanno vinto ogni qualvolta anche il Partito Democratico aveva delle difficoltà a livello elettorale nazionale. Quindi credo che non abbia saputo interpretare nel modo adeguato il collegamento con la realtà e che questo sia stato fatto di più da una classe dirigente territoriale e da amministratori territoriali piuttosto che dal suo complesso a livello nazionale. Credo che ci sia lo spazio, se lo vogliamo fare davvero, per recuperare questo collegamento e per recuperare, ripeto, una proposta politica che sia chiara, definita, identitaria. Ecco, faccio un'ultima domanda, perché lei prima parlava del lavoro che state facendo qui in Liguria. Qual è il modello allora ligure che sta portando avanti, ecco, in questi mesi? Insomma, che cosa ha cercato di movimentare, di cambiare? In questi mesi devo dire che ci sono state 2 tornate elettorali che in questi pochi mesi dall'inizio del percorso di segreteria, le amministrative e le politiche inaspettate così in fretta, e quindi diciamo che c'è stata molta attività proprio nell'ambito di questo percorso. Io credo che in Liguria vada fatto lo stesso ragionamento che facevo a livello nazionale. Ci sono alcune esperienze già avviate da diversi mesi di ricambio, non solo generazionale, ma di ricambio proprio politico della dirigenza del partito. Penso ad esempio a un lavoro che è stato impostato nella città di Genova, penso a esperienze di governo come accade nella città di Savona, dove è stato avviato anche in quel caso un percorso non soltanto fra i partiti della coalizione del centro-sinistra, ma anche di recupero di vari soggetti della società. Credo che questo sia l'indirizzo da seguire. Non va fatto solo a macchia di leopardo, va fatto in senso più generale e va fatto fortemente collegato a un cambio di indirizzo a livello nazionale. Prima di passare ai temi del territorio, un'ultima domanda attraversi sul Movimento 5 Stelle, un partito che forse sembrava morto, o comunque così veniva dato da molti, e adesso è il terzo partito, mi sembra, se non sbaglio, dal punto di vista dei risultati. Cos'è accaduto in questo mese e mezzo di campagna elettorale? Come siete riusciti, insomma, a questa rimonta? La parola morto è ingeneroso, insomma, bene o male si partiva sempre da un 9-8%, insomma, quindi è sempre una certa rappresentatività sicuramente. Quello che è accaduto è che noi il congresso l'abbiamo fatto durante la legislatura, siamo stati così bravi da farlo, insomma, poi alla fine dei conti negli ultimi mesi, perché il problema più grosso è stato avere una parte di gruppo che sicuramente non aveva la linea di Giuseppe Conte, non aveva la linea dello statuto, e su temi anche molto importanti il presidente magari si esprimeva in un modo e tendenzialmente veniva un pochettino, diciamo, sconfessato, quindi non era l'incapacità sicuramente di Giuseppe Conte, ma di chi aveva idee diverse, ma anche su temi molto importanti come le armi, come insomma tantissimi argomenti. Quello che è successo è che abbiamo ritrovato diciamo anche un po' la nostra cultura e abbiamo ritrovato un'unica voce. E abbiamo fatto una grande campagna elettorale, a mio avviso, perché siamo riusciti a far capire qual è il nostro orientamento. Non è più un Movimento 5 Stelle dell'inizio, quello sicuramente, però è un Movimento 5 Stelle sempre determinato, che pensa sempre agli ultimi, e il Fronte Progressista, tutto sommato, il movimento in un certo senso l'ha tenuto anche per le scelte, anche alla fine di andare da solo, per non seguire un'agenda Draghi, quindi tecnicamente siamo stati forse molto chiari questa volta. Ma lei pensa che il movimento si sia ricompattato? Quella ferita iniziale, l'uscita di Di Maio, insomma tutte quelle problematiche che ci sono state, comunque sicuramente non vanno negate, ecco, ci sono state, ma pensa che si sia ricompattato il movimento? Quello che dicevo io, l'uscita di Di Maio è stato per il toccasana per il movimento, e si è visto anche in termini elettorali cosa ha comportato quella cosa, perché Di Maio era convinto di offrire una proposta interessante e tutto sommato si sono visti i numeri. Il movimento si è ricompattato assolutamente, perché tutte le persone che poi sono rimaste, una scissione di 60 parlamentari ovviamente è un fatto forse epocale, però tutto sommato ha ridato quella chiarezza al gruppo che continuava invece a comportarsi, a pensarla come prima, quindi è stato sicuramente determinante e in positivo.
Lei non pensa che, ma così come riflessione, magari molti abbiano votato il Movimento 5 Stelle perché tra i cavalli di battaglia c'è la questione del reddito di cittadinanza, che sicuramente è un tema, insomma, un tema forte, quindi quello magari abbia prevalso in un certo tipo di scelte? Anche questo è sminuente, sicuramente c'è una componente relativa al reddito di cittadinanza, ma è una componente che a me non vergogna, perché stiamo parlando di un terzo di persone che lo percepiscono inabili al lavoro, stiamo parlando di un terzo delle altre persone che lo integrano un salario molto basso che hanno, quindi poi sull'altro terzo possiamo aprire tutti i casi che vogliamo e ragioniamo. Però ci sono tanti temi, ad esempio io per la professionalità appunto che avevo e le mie competenze di architetto ho sentito molto vicino tutto il mondo dell'edilizia, tutto il mondo sia degli imprenditori che degli amministratori, e qualcuno ci ha anche molto aiutato in campagna elettorale, perché è un tema che ha risollevato un ambito nel quale io sono uscito 5 anni fa che era completamente asfittico e fermo. Però, sì o no, sarebbe disposto comunque a rivederlo, cioè lo considera giusto il fatto di rivederlo in alcuni aspetti? Assolutamente sì, perché non ha funzionato, poi la chiamata al lavoro, insomma, però sì, anche lì l'ambito è il solito, le regioni non si sono neanche tanto impegnate in questo, ci sono stati 8 miliardi che potevano essere investiti, un solo miliardo è stato utilizzato, quindi io non dico che è una cosa che ha funzionato e va bene così, quello sicuramente no, però c'è tutta una parte di controlli che non spettano alla politica, e su quelli purtroppo anche piano piano un paese che ha visto tanti ambiti sempre più minimizzati, anche quello dei controlli è un tema che terrei in considerazione forte. E poi dall'altra parte appunto quello del ricollocamento al lavoro, perché nasceva questa norma, nasceva col fatto delle 3 chiamate al lavoro, al limite 2 si potevano rifiutare e la terza no, ma qua forse non è arrivata neanche la prima. E quindi quello è un limite enorme, chiaramente. Allora, chiedo alla regia di mandare l'altro contributo, l'ultimo, quello l'intervista a Ilaria Cavo, come dicevamo l'assessore regionale a scuola, formazione professionale, cultura, insomma, che è stata eletta nel seggio, uno dei seggi più difficili, se vogliamo, anche della Liguria, con Noi Moderati. Sentiamo l'intervista e poi ci ritroviamo in studio. Ha vinto in un collegio difficile Ilaria Cavo, l'uninominale della Camera che prende il territorio da Albisola a Cornigliano, solitamente appannaggio del centro-sinistra. Candidata per Noi Moderati, ha battuto la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, portando il centrodestra ad una vittoria storica per quel territorio. Credo che il fatto di avere comunque una candidatura del territorio come la mia, di un amministratore che per 7 anni ha amministrato questa regione, credo in maniera molto concreta, presente, riconoscibile, perché penso di essere una persona riconoscibile, vicino al territorio e anche con un volto non soltanto conosciuto ma anche moderato, credo che questo abbia inciso un bel po'. Assessore regionale per 7 anni, con diverse deleghe di peso, conta di portare in Parlamento l'attenzione alle infrastrutture, quelle fisiche, spiega, e quelle legate al sapere e al sociale. Penso a tutta la riforma dell'orientamento a scuola, fare una riforma strutturale che porti l'orientamento in maniera appunto strutturale nelle classi già dalle elementari, per evitare che ci sia ancora e sempre di più quel mismatch tra quello che chiede il mercato del lavoro e le scelte dei ragazzi. Questo è un tema piuttosto che il tema della formazione professionale, per fare in modo che le risorse ci siano, per fare la filiera in tutte le regioni, credo che sia importante, perché altrimenti continuiamo a fare scuola di serie A, quella normale, e scuola di serie B, quella della formazione professionale, e non riusciamo a orientare le scelte. Sto facendo degli esempi concreti sul sociale, chiaramente l'integrazione sociosanitaria, tutto quel sistema di assistenza che le famiglie dimostrano, di cui le famiglie dimostrano di aver bisogno, credo che saranno tematiche di cui a cui bisognerà prestare attenzione. Noi Moderati non è andato oltre il 2% in Liguria e si è fermato sotto l'1 a livello nazionale, ma non sarebbe stato solo un problema di riconoscibilità del simbolo. Chiaramente un simbolo nuovo, pensato e mostrato a fine agosto sostanzialmente. Per un'elezione di fine settembre è chiaro che non c'è stato il tempo evidentemente per farlo capire, per farlo apprezzare e per far capire che cosa rappresentasse, che era il progetto politico del centro all'interno del centrodestra.
Bene, rientriamo in studio. Prima di passare la parola ai nostri ospiti, ascoltiamo anche le parole di Francesco Bruzzone, che è stato eletto a sua volta senatore della Lega. È una riconferma naturalmente nei suoi confronti. Lo abbiamo contattato, abbiamo chiesto anche a lui naturalmente le sensazioni, insomma, di questa tornata elettorale, i temi che vorrà affrontare con il nuovo governo, ma anche quali sono come dire, le problematiche all'interno stesso del partito. Sentiamo Bruzzone, poi ci ritroviamo in studio. Sono tanti i ragionamenti che frullano nella testa di Francesco Bruzzone, 60 anni, originario di Stella, riconfermato senatore alle ultime elezioni. Ma un paio di concetti, spiega il leghista, sono chiari e imprescindibili. In primis il contatto con il territorio. Siamo abituati a girare neanche nel territorio, a parlare con la gente. L'abbiamo fatto durante la legislatura, durante il corso degli anni, durante quest'ultima campagna elettorale, e sto continuando a farlo anche adesso in queste prime ore. Secondo, fare presto per aiutare la gente. Siamo usciti da un governo strano, anomalo, dice, costruito insieme ad altri partiti con visioni differenti. Sono fiducioso, prosegue, nella Meloni e in questo governo di centrodestra, finalmente eletto e non imposto da qualcuno, anche se l'abbiamo pagata in termini di consensi. Sarà difficile governare, ma soprattutto sarà difficile far fronte a tutti i problemi di crisi che stanno arrivando, però responsabilmente siamo pronti ad andare avanti. L'organizzazione c'è tutta, le assicuro che migliaia e migliaia di militanti, migliaia di sedi nel paese, anche nella nostra regione, non sono state minimamente intaccate e quindi ripartiamo da questo. La discussione sulla tenuta del partito, prosegue Bruzzone, è più sui giornali che dentro il movimento, che invece è rimasto saldo. Ripartiamo da zero, conclude, e porteremo avanti le linee condivise dalla coalizione e i temi caldi del paese. Il territorio chiede di essere fortemente rappresentato, ma soprattutto la gente comune chiede che vengano affrontati i problemi di tutti i giorni, da quello delle bollette, quello dell'energia, quello della vivibilità e anche quello della sicurezza, che non è mai un tema da dimenticare, soprattutto per noi della Lega, che in passato abbiamo dimostrato con il ministro degli interni Salvini di saperci fare. Bene, rieccoci in studio, ultimi minuti per affrontare quali sono insomma, le tematiche, le problematiche anche del nostro territorio su cui i nostri deputati insomma, si concentreranno una volta a Roma. Allora, riparto da Pastorino. Tematiche generali, ma io dicevo soprattutto anche quelle locali del nostro Levante e della Liguria. Ma tematiche generali le abbiamo citate prima, insomma, quindi quello è un tema da aggredire. Sulle tematiche generali ci metterei anche il lavoro, non soltanto dal punto di vista della difesa dei posti di lavoro, ma anche della dignità del lavoro, della qualità del lavoro. Questo è un tema a me e alla mia parte politica molto caro. Teniamo presente che comunque il tema della conservazione dei posti di lavoro è molto legato anche alla crisi energetica che stiamo vivendo a livello di famiglie, ma soprattutto a livello di imprese, quelle piccole, ma direi tutte, no? Quindi in questo senso, come dico sempre, a parità di condizioni un'impresa dell'entroterra, e noi abbiamo un entroterra complicato, no? Lo sappiamo, chiude molto prima potenzialmente di una che sta sul mare, perché oltre ad avere i costi di energia ha dei costi fissi ambientali particolarmente impegnativi, quindi anche l'attenzione per l'entroterra deve essere un tema che in una regione come questa deve essere prioritario da questo punto di vista, dal punto di vista del dissesto idrogeologico, dal punto anche di vista, secondo me, questo anche non è un tema da campagna elettorale, ma secondo me è un tema delle risorse idriche, no? del fatto di recuperare la dispersione di questa che è una risorsa che, cioè, diciamo, l'elemento di carenza idrica di quest'estate rischia di diventare un elemento ciclico, e allora dobbiamo porci anche questo tema. Ha suonato un campanello d'allarme, che non va... No, assolutamente. Quindi per quanto riguarda appunto la nostra zona, che diciamo che allora va da Genova a Sesti Levante, i temi saranno tantissimi. Io ho avuto già modo in passato di impegnarmi, ne cito uno con Traversi, senza, magari voleva dirlo lui questa roba qua, ma la questione del tunnel della Fontana Buona, da tanti anni che la trattiamo, e la trattiamo come sindaci tutti, l'abbiamo trattata nella scorsa legislatura con lui sottosegretario, facendo un bel passo avanti, che dirà lui adesso a questo punto, però questo è un tema obiettivo, diciamo. Ecco. Bagnasco? Sì, io non faccio la gara a chi evidenzia un tema che tutti noi conosciamo e nel quale ci riconosciamo, oltre che conosciamo, ci riconosciamo totalmente. È un'occasione unica,
è stato fatto finalmente qualcosa di concreto, diamo atto sia al governo sia alla regione che hanno fatto qualcosa di concreto, ora però bisogna fare il passo decisivo ed è una scelta esclusivamente politica, quindi i mezzi ci sono quasi totalmente, quindi chiaramente non può essere una questione economica, è solo una questione di volerlo. Noi lo vogliamo fare, tra l'altro proprio ieri a Rapallo è stato confermato anche in Consiglio Comunale anche la volontà forte della parte costiera della situazione di arrivare a questo traforo che secondo me è particolarmente importante, ma io ci terrei a specificare che è particolarmente importante per la Fontana Buona. Tra l'altro sono onorato di aver fatto anche il consigliere in Fontana Buona, quindi è una terra che conosco molto bene e che mi è particolarmente cara. Quindi importantissimo, direi decisivo per la Fontana Buona, che rischia veramente molto se non avrà questo tipo di infrastruttura, ma importante anche, questo vorrei farlo capire molto ai cittadini della costa, anche per la costa, perché riuscirà, una volta che sarà definito, a portare molte aziende dalla costa all'entroterra, liberando degli spazi che sulla costa sono assolutamente insostenibili. Quindi su questo tema dobbiamo lavorare. Noi facciamo parte del governo e quindi su questo tema avremo per forza di cose una responsabilità maggiore, augurandoci di avere anche la collaborazione della minoranza su questo tema. Che poi dal punto di vista infrastrutturale la Liguria ha tante necessità, tanti temi in ballo, dalla Gronda all'Aurelia, mi ero fermato perché raddoppio ferroviario. Ci mancherebbe altro, pensavo di aver esaurito il mio tempo, il collegamento per esempio ferroviario con Milano in tempi moderni è assolutamente necessario. Pensate che nel momento in cui potremo arrivare da Genova a Milano in un'ora, io credo che molti potranno lavorare a Milano e vivere a Genova o in Riviera. Solo questa considerazione molto semplice ci dice tenere magari i nostri ragazzi qui da noi e andare a lavorare in una grande città che ovviamente offre molto di più e molto di meglio. Ecco. Salto un attimo attraverso, ho visto che hanno tirato in ballo il tunnel della Fontana Buona, quindi chiedo anche se, non so, ci sono novità, appunto quali sono i passaggi, dove ci troviamo in questo momento rispetto a quest'opera. Sì, questo è un tema molto importante che ricordo sempre per onestà intellettuale, insomma, che è stato inserito nel DEF nel Conte 2, è stata inserita fra le opere prioritarie per l'Italia, quindi entro il 2030 in teoria quelle che il nostro Stato avrebbe voluto fare. E poi c'è stato, tecnicamente ho annunciato io in quel governo che si sarebbe fatto, quindi o ero un veggente, insomma, o sono estremamente fortunato, perché in quel settembre noi l'avevamo scritto nell'accordo che poi ovviamente è stato messo in cassaforte per mesi in attesa di sistemare tutte le vertenze e le Corte dei Conti, quindi è stato poi annunciato nel governo Draghi, quindi è stato messo in banca in quel momento. Adesso stiamo procedendo con i progetti, insomma non vedo particolari problemi perché nell'accordo complessivo c'è l'obbligo della società autostrade di farlo, quindi non vedo particolari problematiche, se non è nato qualche comitato, però tutto sommato mi auguro, insomma, che prevalga buon senso questa volta, perché è un'opera tutto sommato modesta ma importantissima, quindi insomma cercheremo di portarla avanti, però c'è stata una piena condivisione di tutte le persone presenti in questo tavolo, è nato nel governo che il ministro era De Micheli, che ha capito anche la necessità di fare questa cosa, quindi io non voglio che vengano tolti i meriti alla mia figura, perché è una delle tre promesse che avevo fatto da sottosegretario, parlando di stazioni da rinnovare, che siamo a Chiavari per dire, e abbiamo lavorato anche in quel senso. Avevamo parlato di nodo ferroviario, l'assessore Berrino parlava di nodo ferroviario, ma se andiamo a analizzare cosa ha fatto la regione, tutto sommato, che quando parlavo con la direzione autostradale diceva però la regione per norma dovrebbe presentare, portare avanti dei progetti, non abbiamo mai visto niente, no? Si arriva sempre da interventi ovviamente da Roma, quindi tutto sommato in questo articolo dico il nodo ferroviario era bloccato da 2 anni ed è stato sbloccato dal Conte 2, il raddoppio, il ribaltamento di Fincantiere, altra opera molto importante per il nostro territorio e per il lavoro, è nata nel Conte 2, insomma c'è stato un governo che ha lavorato molto bene, è sempre stato molto criticato,
dimenticato e si è beccato poi tutto il problema autostradale, perché le manutenzioni autostradali purtroppo sono partite da noi, però per fortuna, io l'ho sempre detto e continuo anche a dirlo quando poi il Ministero è stato, insomma, si sono insediate altre forze politiche, perché per fortuna non ci arriva più un pezzo di volta in testa, al di là della tragedia del Ponte Morandi. Sì, ma è stato fatto un lavoro incredibile, perché c'erano 50 situazioni a rischio crollo, quindi in quel momento è stata la politica è stata molto violenta anche nei miei confronti, che rivestivo quel ruolo, perché sembrava che ci stessimo divertendo a risanare quelle posizioni che abbiamo già perso delle vite col Ponte Morandi, e appunto è un tema che non va mai dimenticato. Avevamo delle situazioni di criticità incredibile, quindi politicamente quella cosa ha messo in croce anche il nostro governo, però era necessario, e poi col governo successivo è diventato per la sicurezza dei cittadini, quindi è cambiata la comunicazione. Purtroppo la politica è questa, è l'aspetto che a me meno piace, a volte ho diversi meriti, abbiamo diversi meriti che non vengono evidenziati, ma va bene così, noi pensiamo a fare le cose per bene, insomma. Ghio, anche a questo ripeteci, ma quali sono le tematiche che le stanno a cuore e che porterà a Roma? Condivido l'attenzione sulle problematiche, sui temi infrastrutturali e insomma mi associo a quanto è stato detto, non ci ritorno. Rispetto al territorio credo che poi estendo anche alla Liguria, ci sia un tema di sostegno al lavoro a partire dalle crisi aziendali in atto e a partire dal sostegno anche alle grandi aziende che abbiamo anche sul territorio, quindi un presidio puntuale, anche perché uno dei temi a mio avviso su cui dobbiamo lavorare fortemente è il tema demografico, e quindi a mettere in campo le condizioni affinché i giovani, i ragazzi, le ragazze del nostro territorio, della Liguria, non siano obbligati ad andare altrove. Quindi il lavoro sulle opportunità di lavoro e anche su l'ammodernamento del sistema di formazione e di istruzione superiore credo che sia uno dei temi da accentrare. L'altro fondamentale, che cerco di ricordarlo ad ogni momento, credo che ci sia bisogno di un lavoro straordinario, integrato e programmato sui temi che riguardano la prevenzione del dissesto. In questi anni abbiamo agito grazie a fondi nazionali della protezione civile, intervenendo sui danni causati anche in modo sostanziale, ma non basta. Credo che dobbiamo agire attraverso la lotta al cambiamento climatico, attraverso la manutenzione e la cura del territorio, dall'erosione del litorale alle frane dell'entroterra, e questo si fa con un disegno organico che su base nazionale le regioni recepiscano e con fondi dedicati in modo costante e non a spot. Volevo fare solo un'ultima domanda tecnica: qualora appunto ci fosse la conferma dell'elezione, diciamo prima del ricorso, ma qualora ci fosse, cosa succederà al Comune di Sesti Levante, quindi dal punto di vista proprio dell'amministrazione? Cosa dice la legge, cosa state ragionando? Ecco. Stiamo approfondendo, perché siamo in una casistica molto peculiare, che è quella del comune tra i 15 e i 20.000 abitanti, mentre è molto più tranchante sopra i 20.000 e sotto i 15. Il sindaco dopo la proclamazione ha un tot di tempo per optare per il ruolo appunto di parlamentare, e noi comunque andremo ad elezioni già programmate nella primavera del 2023, e insieme anche alla prefettura, agli organismi competenti, stiamo valutando e ragionando su qual è il percorso dall'opzione del sindaco all'accompagnamento alle elezioni. Un problema non si pone per Pastorino, perché il comune è sotto i 5.000 abitanti. Riuscirà a fare il deputato sindaco? Ma l'ho già fatto. Esatto. Quindi, come si fa a rimanere anche a contatto col territorio? No, ma questa roba qua è una roba fondamentale, perché tornando al discorso, no, che la politica è poco interessante, il fatto di rimanere sindaco e quindi molto legato al territorio in maniera naturale agevola. Io ho la presunzione di pensare di continuare, no, avere la consapevolezza di quello che mi gira intorno, di vivere in questo mondo. Quello che dà il senso poi della realtà, giusto? Secondo me sì, quindi fare il sindaco, poi lo dico sempre, quando fai il sindaco in un piccolo comune come il mio, molto bello peraltro, però quando c'è un problema la gente ti viene in casa, no? Non è che va chissà dove, quindi questo è un elemento assolutamente fondamentale anche per mantenere, no, te stesso. Io sono, al di là del fatto di essere molto abitudinario in certe cose, sono anche molto legato davvero al mio comune e al mio territorio. Le cose si fanno perché finché ne avrò l'energia per farlo, le farò, cercando di contemperare tutti gli impegni, ma insomma,
direi che ce la posso ancora fare tranquillamente. Bene. Allora, l'ultima battuta invece a Roberto Bagnasco. A livello regionale Claudio Muzio resta consigliere regionale, c'è stata questa, non sono riusciti Muzio e Cassinelli, diciamo, a forse ottenere il risultato che speravano. Noi speravamo sia in Muzio che in Cassinelli. Per fortuna almeno Muzio rimane consigliere regionale, ci rappresenta molto degnamente e i risultati anche elettorali sul territorio dimostrano anche che ha lavorato molto bene, quindi io credo questo sicuramente è un qualcosa che ci appaga. Immagino non potrà rispondermi, ma si sta riformando il layout della giunta regionale, immagino. Chiedete qualcosa alla giunta Totti? No, noi Totti? non abbiamo chiesto niente, abbiamo solo detto al presidente Totti che abbiamo la presunzione di pensare che coinvolgere maggiormente Forza Italia sarebbe un fatto molto positivo. A Totti poi la scelta, comunque non ricattiamo nessuno, andiamo avanti e sosteniamo la Giunta come l'abbiamo sempre fatto nella maniera più leale. Bene, grazie a tutti voi che siete stati qui nei nostri studi, abbiamo formato un piccolo parlamentino del Levante. Allora ringrazio Roberto Traversi, Valentina Ghio, Roberto Bagnasco e Luca Pastorino. Con il Direttamente Su, lo dicevamo, stagione iniziata, ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.